Al dolore per la scomparsa dei 3 piloti morti a Lido nello schianto del motoscafo offshore col quale avevano appena polverizzato il record di velocità da Montecarlo a Venezia, si accavallano in queste ore i tanti interrogativi di una tragedia le cui cause rimangono ancora tutte da stabilire. Il fascicolo aperto dalla Procura di Venezia non ha al momento indagati né ipotesi di reato, solo tanti interrogativi in cerca di risposta. Se dall'autopsia disposta sul pluricampione Fabio Buzzi e sui piloti Luca Nicolini ed Eric Horn si potrà accertare se il decesso sia sopravvenuto a causa dello schianto per annegamento, risposte a diversi quesiti, a partire da chi fosse alla guida al momento dell'arrivo al Lido, potrebbero arrivare dalla testimonianza di Mario Invernizzi, quarto membro dell'equipaggio, sopravvissuto all'incidente e ricoverato all'ospedale civile di Venezia. Altri fronti sarebbero aperti per appurare le autorizzazioni di un passaggio ad elevata velocità dell'offshore a ridosso della diga e dalla conoscenza o meno del tentativo drammaticamente riuscito di battere il record di percorrenza Monaco-Venezia da parte della Capitaneria di Porto. Dall'imbarcazione posta sotto sequestro arriveranno ulteriori elementi. Sotto la prua dell'offshore sono presenti i segni evidenti del terribile schianto contro la scogliera della Lunata, la diga in mare costruita a protezione del Mose, tragico punto d'arrivo di un viaggio in mare lungo 2000 km, percorsi in meno di 19 ore ad una velocità superiore ai 130 km orari.